Le candidature poi saranno 9, con megapolista, perché appunto il segretario Tajani me lo ha chiesto, come ha ricordato prima Fabio, ed è giusto che tutti ci mettiamo la faccia, che tutti corriamo, perché questa è una battaglia fondamentale. L'ufficialità arriva da Castelfranco Veneto dopo l'annuncio fatto già qualche tempo fa nel corso di Ring. Flavio Tosi sarà capolista in tutte le circoscrizioni del Veneto, Marca compresa, ma nella città del Giorgione, dove si trova per lanciare le candidature trevigiane di Fabio Chiesa e Cristina Andretta, il coordinatore di Forza Italia non nasconde il vero motivo che sta alla base della fase di stallo sull'ufficializzazione del candidato presidente per il centrodestra. Ho detto che c'è una questione abbastanza nota che non riguarda Forza Italia, riguarda un altro partito della coalizione, che possiamo dire che è una questione lombardo-veneta, perché ci sono due regioni in ballo e quindi aspettiamo che venga risolta questa questione che, ripeto, non è un problema del nostro partito. Insomma, il destino del Veneto è collegato a doppio filo con la Lombardia. Se Fratelli d'Italia cede Venezia, pretende Milano, Giorgia Meloni, stando in discrezioni di palazzo, non si accontenta di mere rassicurazioni verbali. Quanto a Forza Italia, in attesa di definire le liste entro una settimana, si presentano i due nomi di punta nella Marca. Si parte da Castelfranco, città che sarà oggetto di elezioni amministrative il prossimo anno, per cui è anche una partenza simbolica nella quale il partito si presenta con i primi due candidati che sono il segretario e vice segretario del partito, cioè io e Cristina Andretta, e penso che questo sia il significato migliore per far capire che il partito metterà in campo tutte le risorse più importanti. Alla base di tutto ci sarà l'ascolto e i grandi temi saranno sicuramente la sanità, compreso anche l'ospedale di Castelfranco, piuttosto che tutta la parte del sociale, perché ogni piccolo problema non è detto che sia piccolo solo perché magari non sia rappresentato o non le è perché non è nostro, perché la politica deve riconsiderare i problemi di ogni cittadino di quest'area e anche e soprattutto anche le infrastrutture.